Anche i test eseguiti dall'Istituto Superiore di Sanità confermano che i bambini vaccinati dall'assistente sanitaria dell'ULSS 2 Emanuela Petrillo erano di fatto scoperti. Carica anticorpale quasi nulla, dato che avvalora la tesi delle due aziende sanitarie per le quali Petrillo aveva lavorato, Treviso e Udine, secondo cui la 31enne di Spresiano fingeva solamente di iniettare il siero che finiva nel cestino insieme alla siringa. Da Roma è arrivata ieri la documentazione relativa al confronto effettuato a maggio tra 30 bambini vaccinati da Petrillo e 46 affidati invece ad altri colleghi, a cui è stato iniettato siero appartenente alla stessa partita di vaccino. Esami voluti dall'ULSS 2 dopo la riapertura dell'inchiesta da parte della Procura di Treviso, una ripetizione della prova già effettuata quando erano emersi i primi sospetti a carico dell'assistente sanitaria con esito analogo. Anche i prelievi eseguiti sotto il controllo dei carabinieri del NAS provano che in gran parte dei piccoli vaccinati dall'indagata sono assenti gli anticorpi che il vaccino, se iniettato, avrebbe dovuto creare. Solo 1 ogni 10 presenta delle tracce. Dei 46 passati sotto le mani dei colleghi, invece, sono coperti 45 su 46. Siamo soddisfatti, commentano dall'ULSS 2, non avevamo dubbi che sarebbero stati confermati i risultati già evidenziati a febbraio. La posizione di Petrillo si aggrava, Treviso le contesta di non aver vaccinato 500 piccoli, Udine mette in dubbio addirittura 7.000 vaccinazioni tra bambini e adulti. Ora sarà la procura a compiere l'ultima prova, l'accertamento tecnico irripetibile su ulteriori campioni prelevati ai bambini, che peserà in maniera determinante sull'esito dell'inchiesta.